Amici di Sportisili, buon pomeriggio dallo stadio Gurrera di Sciacca di Fronte. Unitas Sciacca e Don Carlo Misilmeri, gara valida per la seconda giornata del campionato di eccellenza girone A. Concialdi, scodella verso l'area, Iraci anticipa Zummo, la palla finisce sul fondo di Giacomo Fricano. Gulino dietro a Concialdi che la scodella verso l'area, Balistreri con la sponda per Secan, l'uscita di Zummo e la palla che esce, il tentativo di Mario Secan finisce fuori. Concialdi vede Fricano, lo serve, palla a scavalcare poi per Gulino, area di rigore, Gulino, il cross, Secan non riesce ad arrivare, era tutto regolare. Sale anche Di Mercurio, fischia l'arbitro, se ne va Concialdi, allora batte Iraci, una palla corta sul primo, pallone che rimane lì, il salvataggio sul tentativo di Secan, reclamano il calcio di rigore i giocatori dello Sciacca, ma attenzione al contropiede, Federico con Lucera, l'intervento a chiudere, sono due in barriera per Zoom a protezione del primo palo, fischia l'arbitro sulla palla Concialdi, Concialdi teso in mezzo, la deviazione, e palla che finisce in calcio d'angolo. Camilleri fermato, Matera per Lucera, la palla passa, Lucera tu per tu con Di Salvo, spreca clamorosamente il gol dello 0-1 Raimondo Lucera. Nell'azione Concialdi, poi Balistreri, apertura panoramica per Fricano, cross di Fricano che diventa un tiro e la palla sopra la traversa, fischia l'arbitro. Conte passi Federico, guarda la palla, Pellegrino batte Federico, la palla sopra la traversa, controllo poi d'astuzia, la allarga per Fricano, Fricano al cross, c'è la deviazione, Balistreri controlla, rovesciata, blocca senza problemi Alessio Zummo. L'Unitas dentro la sua area di rigore, Don Carlo che manda a saltare 5 giocatori, c'è il fischio, parte Lucera, la smanaccia di Salvo e poi il tocco maldestro, Mercurio traccia per Iraci, zona tiro, quella per lui, ci prova, la palla finisce sopra la traversa. Iraci, spalle alla porta, prova a girarsi, Camilleri gli dà una mano, il cross di Camilleri su Secan, scavalcato al pallone, poi la finta di Secan che lascia sul posto Ferrara, il cross, Balistreri e c'è il gol di Pietro Balistreri che sblocca il risultato, l'esultanza di Pietro Balistreri e poi la mitraglia, già battuto, palla per Secan che va a puntare, Secan 1 contro 1, Secan le finte, Secan sul fondo, mette in mezzo, non arriva Iraci, arriva Gulino, ha salvato Zummo, poi 2 volte il salvataggio, Balistreri cicca, Iraci, è successo di tutto nell'area della Don Carlo Misilmeri, ma attacco ancora vivo, conclusione, palla in calcio d'angolo. Battuta di Zummo, cerca Pastorella, lo scontro, espulso Pastorella al 67esimo, corre King, più veloce di Ferrara, Ferrara sul pallone, poi sbaglia e allora Secan calcia sopra la traversa, Mario Secan per la corsa di King, arriva Secan, lo attende King, lo serve Secan a tu per tu con Zummo sopra la traversa, errore madornale di Mario Secan. Di Mercurio, poi Mancuso rischia e la perde, allora attenzione alla ripartenza con King che può servire Sant'Angelo, posizione regolare, Sant'Angelo calcia malissimo e palla sul fondo e per l'arbitro basta così, vince l'Unitas Sciacca 1-0 contro la Don Carlo Misilmeri, decide il gol messo a segno da Pietro
Pietro Palistreri in avvio di secondo tempo. Vittoria meritata per la squadra di mister Lillo Bonfatto, che oggi in panchina non c'era. Alla prossima.